cosa naturale svegliarsi nella notte e avere voglia di fare l'amore. La mano cerca il lume lì sopra il comodino, mia moglie dorme stretta al suo cuscino. Mi accosto e lentamente comincio a stuzzicarla, provo a solleticarla sul visino, ma lei mi sbuffa in faccia, si gira e poi mi caccia e si rificca sotto le lenzuola. Dopo 10 anni insieme di vita coniugale, dopo 10 anni insieme ci sono rimasto male. Quando ci conoscemmo, lei ragazzina ancora, voleva far l'amore ogni ora, ma poi col matrimonio qualcosa in noi è cambiato e cominciamo a farlo programmato. Ogni 2 settimane, con voglie assai più strane, ma senza più entusiasmi negli spasmi. Ci ritroviamo a letto, ma solo per rispetto di quell'antica usanza che è l'amore. Dopo 10 anni insieme abbiamo fatto tutto. Dopo 10 anni forse ci siamo detti tutto. Ed ora è qui che dorme nel suo sonno pesante, chissà, forse a sognare qualche amante, qualcosa di diverso da questa nostra vita che giorno dopo giorno si è appassita. Non c'è più novità, non c'è più eccitazione, soltanto 2 parole a colazione, del bimbo che va a scuola, del nonno che sta male, della minestra scotta e senza sale. Dopo 10 anni insieme non prendertela male se lei non ha più voglia di te. È cosa naturale